Gazebo sabato sera a Porto di Ponte è un'iniziativa voluta dalla componente leghista agrigentina che fa riferimento alla consigliera comunale Rita Monella, anche presidente del Circolo Lega Valle dei Templi recentemente costituito. L'obiettivo è quello di raccogliere delle firme da parte di chi vuole sostenere Salvini, al fine di difendere l'operato del Ministro degli Interni, che rischia di andare a processo su richiesta fatta dal Tribunale dei Ministri per il caso della nave Diciotti presso la Giunta per l'autorizzazione al Senato. Presente per l'occasione anche il coordinatore provinciale della Lega Massimiliano Rosselli e il deputato nazionale leghista Pagano. Il senso di questa iniziativa è che vogliamo aiutare il Ministro Salvini contro ogni forma di cattiva legge, perché è necessario che si comprenda il fatto che un Ministro non può assolutamente essere processato, e contro ogni umana convinzione, contro ogni forma di regolamento e di legge. Questo è il nostro monito e lo diciamo a tutti. E dobbiamo cercare di fare in modo che la legge venga seguita fino in fondo, ma un Ministro non va assolutamente processato, non è corretto, non è giusto. Qui ad Agrigento a Porto di Ponte si raccolgono le firme per Salvini. Il senso di questa iniziativa è che fine faranno? Guardi, questa è una città straordinaria, basti pensare a questa porta che veramente è l'immagine di una città antica, una città piena di storia, di cultura, di identità, di forza, di radici. Una città che è maltrattata, bistrattata da una politica nazionale, regionale, non mi riferisco soltanto a quella recente, locale, che invece non valorizza le identità, le culture, le singole autonomie. Come vedete qui c'è una bandiera anche della Sicilia, la prova concreta che la Lega è un partito che da nord a sud si sta radicando rispettando i localismi, rispettando l'identità. E naturalmente Matteo Salvini è il simbolo di tutto questo. Matteo Salvini calpestato, vituperato, attaccato, ogni giorno gliene dicono una, ogni giorno c'è una Sea-Watch che vuole attraccare, vuole far sbarcare migliaia di africani anziché poterli aiutare a casa loro, ogni giorno c'è un paese straniero che dice che Matteo Salvini non è adeguato, ogni giorno c'è un PD di turno che dopo averci rovinato pretende di trovare le soluzioni, dopo aver mal governato per 7 anni pretende di aver trovato le soluzioni. Noi quindi qui stiamo facendo un'operazione molto semplice, stiamo in mezzo alla gente, stiamo con il popolo, stiamo con le persone che camminano, loro stessi si avvicinano, potete vederlo voi stessi, non stiamo chiamando nessuno, sono loro che si avvicinano e testimoniano concretamente che Matteo Salvini c'è, rappresenta bene il popolo italiano e soprattutto che Matteo Salvini è uno di noi. Oggi noi stiamo facendo una petizione a favore del nostro Ministro dell'Interno Matteo Salvini, la gente agrigentina affluisce senza difficoltà, è molto vicina a noi, siamo già a circa 600 firme, 600 consensi, quindi possiamo solo ringraziare la popolazione agrigentina per il sostegno che sta dando a noi e al nostro caro Ministro.